Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! È stato riaperto questa mattina il ponte di Celico. Il Cannavino è percorribile in entrambe le direzioni. Vediamo. Ore 12:40 i mezzi dell'ANAS lasciano il Cannavino. Dopo 4 mesi di disagi riapre il ponte. Gli ultimi controlli degli ingegneri e il collaudo, diciamo così, anche del sindaco di Celico. La riapertura però era prevista per ieri. Cosa ha causato il ritardo? Hanno dovuto verificare le piastre perché ci sono stati dei sbalzi termici nella notte e quindi è stata utilizzata una resina particolare che deve permettere con delle ore ad asciugarsi, niente di che. Ci siamo e sono contento, sono felice, un problema in meno per tutta la comunità, vedremo, sarà costantemente monitorato, comunque è stato migliorato il comfort veicolare, è stato messo in sicurezza, perlomeno queste sono le informazioni che mi sono state date. Non dovrebbero esserci problemi. Però sarà un'apertura a step, prima il traffico, sì, insomma, leggero. Già da lunedì passeranno pure i pullman, quindi oggi e domani ci saranno personale dell'ANAS che verificherà appunto solo il passaggio del traffico leggero veicolare e poi si passerà ai mezzi pesanti. Anche se tra un mese, sindaco, si richiuderà in modo parziale. Sì, quando arriveranno le nuove piastre, ma non creerà disagio. Sono le 12:55 quando sul ponte arriva il traffico, seguita dall'auto dell'ANAS e una Panda, la prima a percorrere in direzione Cosenza il ponte. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!